Parleremo col Capo dello Stato e vedremo che discorsi ne usciranno. Però è un incontro importante domani per noi. Le Olimpiadi sono, come si può dire, uno dei gol principali di questo paese. Al Quirinale per parlare di Olimpiadi, questa è una delle missioni romane del governatore Zaia che incontrerà il presidente Mattarella accanto agli altri rappresentanti del Comitato Olimpico. 5 anni passano in fretta, c'è un evento da programmare nei dettagli, ma soprattutto, dice Zaia, occorre velocizzare i cantieri e scongiurare il rischio di incompiute. Da parte nostra molto bene, da parte delle infrastrutture bisogna accelerare un po' di più. È innegabile che il passaggio delle Olimpiadi in Veneto lascerà opere pubbliche importanti. Adesso si tratta di capire se le vogliamo lasciare completate o in corso di completamento per il 2026. 2 nodi viari in particolare lungo la Lemagna. La variante di Cortina sarà una delle opere delle Olimpiadi. La variante di Longarone, altro nodo di quella valle. E ancora il villaggio olimpico e la viabilità intervalliva con un traguardo ambizioso. Siamo capaci di arrivare al 2026 e collegare Cortina ad Arabba e Cortina al Civetta. Noi faremo un percorso sugli sci che è il doppio del Sella Ronda. Cioè, guardate, le Olimpiadi passano solo una volta. Nella giornata romana di Zaia anche l'incontro già pianificato e annunciato con il ministro Giorgetti per il salvataggio di ACC. I fronti aperti nel bellunese non si esauriscono certo con le Olimpiadi.